Ci siamo. Deve essere questa. Molto bene, ci accamperemo qui. Perché è così splendente? Oh, ha una phosphorescence naturale. Quello a fare. Non mi farà chiudere oltre tutta la notte. Ormai l'avrei letto una dozzina di volte. Sì, lo so, ma qui c'è una cosa che non ha senso. In questo passaggio il vecchio pastore sembra guidarci verso qualcosa che lui chiama il cuore di Atlantide. Potrebbe essere la fonte di energia di cui parla la leggenda, ma poi si interrompe bruscamente. È come se mancasse una pagina. Pecereddo, state calmo. Gli straordinari non ce la pagano. Lo so, a volte mi faccio un po' trasportare. Ma in fondo è di questo che si tratta, no? Scoperte, lavoro di squadra, avventura. A meno che... forse voi siete qui per i soldi? Soldi. Soldi? Soldi. Fammici pensare. Soldi. Beh, in fondo me la sono proprio cercata. Ma come la pianti questa tenda? Ah, così, no? Forse sono un po' arrugginito. Sai, non faccio campeggio da... L'ultima volta mi ci ha portato mio nonno. Ha scordato il pigiama, signora Packard? Io dormo sempre nuda. Tieni, ne avrei bisogno. È sonnambula. Beh, per quanto mi riguarda, mi piace far esplodere le cose. E dai, Vinny, di la verità, ragazzo. La mia famiglia aveva un negozio dei fiori. Vendevamo di tutto. Rose, garofali, non discordate di me, tutti i tipi di fiori. Un giorno stavo preparando circa 3 dozzine di mazzettine per una festa da ballo. Sai di quei mazzetti che si appuntano a petto? E tutte quante mi chiedevano un se mette, quando si mette, ci sta bene o non ci sta bene con vestito. Un vero incubo. A un certo punto c'era stata una grossa perdita di gas nel negozio accanto e boom! Niente più lavanderia cinese. Fui sparato dritto nella finestra di fronte. Per me è stato come un segno del destino. Ho trovato me stesso in quel boom.